Quest'opera di Nicola Furlan, dal titolo Brose, come le altre opere del maestro, ci ricorda un evento del suo passato, un ricordo, in questo caso un ricordo d'infanzia, quando Nicola bambino, a casa di alcuni suoi parenti, vide vicino a delle foto di famiglia anche un'immagine di Padre Pio. Ne venne colpito e pensò, nell'innocenza della sua età, che anche Padre Pio fosse un suo parente. Quel ricordo ha ispirato quest'opera. Brose in dialetto sono le lesioni parzialmente cicatrizzate, diciamo, e in questo caso è quello specifico ricordo a ispirare quest'opera. Essendo un ricordo d'infanzia, ovviamente ritorna alla mente ovattato, offuscato, e qui c'è l'espediente di questo velo di Maya, di questo lino applicato sulla tela che dà questo effetto appunto di un diaframma che rende la pittura e il ricordo meno nitido, ma non per questo meno vivo, meno emozionante, meno vibrante. Nell'opera di Furlan tutto è calcolato nel dettaglio, è frutto di un percorso, di uno studio lungo nel tempo, approfondito da un punto di vista tecnico, da un punto di vista filosofico. Addirittura la scelta della cornice, nulla è lasciato al caso.